Una parte delle mie opere sono le luminarie, delle installazioni che vengono fatte, montate durante le feste patronali. Riprendendo quelli che sono gli schemi tradizionali della luminaria, ridisegno elementi nuovi, elementi che sono comunque legati alla storia di questa terra, come per esempio un limone o una Sicilia o una pala di fico d'India, comunque disegni che prendono spunto da quelle che sono le volute barocche, i cerchi, cioè comunque le architetture che noi vediamo sempre in giro per la città. Dietro. La portiamo di là? Buonasera Circomare, volevamo informare che stiamo uscendo dal porto con 5 passeggeri più equipaggio per effettuare l'installazione subacquea di Domenico Pellegrino. Una delle opere che ho realizzato è questa Sicilia, che è proprio la forma della mia isola che si illumina, ricca di decori barocchi. L'ho pensata per Lampedusa perché andando a Lampedusa ho fatto, diciamo, un viaggio al contrario, ho un po' rifatto la rotta che percorrono i viaggiatori ma anche gli immigrati dal mare. Ho pensato a una luce da raggiungere, ma una luce che non ha una forma ben precisa, è una via di salvezza nel buio totale della navigazione. Quindi ho immaginato per un attimo chi non è riuscito ad arrivare a questa luce, ma se l'è portata dietro. È rimasta un po' come su una retina, no? Nella retina dell'occhio, l'ultima immagine, la luce della mia terra, la luce della Sicilia.